collegate a quelle sedute lì molto pesanti, con Marco facevamo al 90%, me la faceva fare, lui il pomeriggio faceva a tutte le eccezioni. Finito. 1 ora e 20, 1 ora e 30, a tutte le eccezioni. Collegate alle sedute del mattino. Parlo sempre di sedute mattino, pomeriggio, mai collegate insieme. Collegate insieme credo sia tutto un altro tipo di considerazione. Salvo che da preparatore è meglio fare pesi dopo la palestra. A meno che non andiamo a fare qualche lavoro che si chiama trasformazione. Questo termine è usato di qua e di là, era usato anche nell'atletica. Carico massimale, scatto, carico massimale, impulso di frequenza, carico massimale, andatura più scatto. Memoria motoria si chiama. Se nel mio schema motorio c'è scritto che il gesto è veloce, va bene. Se nel mio schema motorio c'è scritto che il gesto è lento, non va bene. Cosa devo trasformare? La memoria motoria. Fai un riscaldamento buono, fai qualche gesto veloce anche senza palla, e dal punto di vista pratico non c'è differenza. Se io faccio panca piana massimale e poi faccio i lanci della palla media contro il muro, ho fatto contrasto, non ho trasformato mai niente, non lo trasformo. Dopo noi in pratica in palestra, dai, vai a trasformare. Ok, ma noi dobbiamo sapere che cos'è. Okay? È scrivere che quel gesto che hai fatto è veloce. La stimolazione nervosa e metabolica è lenta perché è massimale.